Urgente. Appropriazione indebita importante per Milan-Napoli. Ma prima dei dettagli iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna notizia dalle più grandi d'Italia. Infortunio per Ibrahimovic, il Milan lo perde per Napoli. In Champions sarà già fuori causa. Infortunio in nazionale per Ibrahimovic di natura muscolare. Il Milan in ansia per le condizioni dell'attaccante che salterà il Napoli. Tempi di recupero da valutare. Zlatan Ibrahimovic alle prese con un nuovo infortunio. Milan in ansia per le condizioni del centravanti che si è fatto male con la Svezia nella parte finale dunque della sosta per le nazionali. Problema di natura muscolare per Ibra con tempi di recupero di valutare. Salterà sicuramente la trasferta di Napoli. Preoccupazioni in casa rossonera. Purtroppo dunque gli impegni con le proprie rappresentative hanno portato, come spesso accade in eredità, diversi infortuni. Se l'Inter ha perso Çalhanoğlu, il Milan, che già ha dovuto fare i conti con i problemi di Kalulu, si ritrova anche costretto a rinunciare a Zlatan Ibrahimovic. Le ultime notizie sullo svedese sono tutt'altro che incoraggianti a causa di un infortunio alla coscia. Al momento è difficile valutare i tempi di recupero dall'infortunio per Ibrahimovic, che sarà valutato di settimana in settimana. L'unica certezza è quella relativa alla sua assenza nella prossima sfida dei rossoneri in Serie A contro il Napoli, anticipo dell'attesissimo confronto dei quarti di Champions League. Quello che filtra comunque è che non si tratta di una cosa lieve. Ibrahimovic potrebbe restare fermo per circa un mese. Cosa ne pensi di questo infortunio a Ibrahimovic? Lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale perché tornerò presto con altre notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!